L'unica chiesa della diocesi di Vittorio Veneto intitolata a San Bernardo si trova in parrocchia di Lentiai, a Cesana, piccolo ma vivace borgo che ancora oggi conserva con orgoglio la memoria del nobile passato dell'antica contea, di cui anche la chiesa è testimonianza, tanto che all'esterno, sulla facciata sud, è ancora leggibile lo stemma della contea di Cesana, nata e sviluppatasi grazie alla sua strategica posizione sul fiume Piave, che per secoli ha saputo controllare, ricavando potere e ricchezza. Un passato glorioso, con una chiesa cistercense edificata alla fine del XII secolo intitolata al Santo di Chiaravalle. San Bernardo appare in un affresco trecentesco sulla parete est, oggi in controfacciata, ma originariamente in abside. Appare con il tipico saio bianco dei monaci cistercensi e capo tonsurato, in mezzo fra due santi, San Bartolomeo e San Pietro. San Bartolomeo è il cantore della grandezza della Vergine Maria ed è il teologo del Verbo incarnato. Ed ecco l'affresco trecentesco nell'antica abside con il sì di Maria. Nella scena dell'Annunciazione, l'arcangelo Gabriele è inginocchiato su un basamento entro un'edicola con colonnine leggere. A destra Maria tiene una mano sul cuore e l'altra sul ventre già rigonfio. A San Bernardo viene collegata anche l'episodio della Lactatio Virginis e nella chiesa di Cesana l'affresco più antico, databile al XIII secolo, esprime con grande eleganza formale la Madonna che allatta il suo bambino Gesù. La chiesa di Cesana offre una splendida teoria di santi, modelli virtuosi che hanno risposto liberamente alla chiamata di Dio. Tra tutti domina per dimensioni e per posizione frontale rispetto all'originaria apertura laterale l'affresco con San Cristoforo, portatore di Cristo, un gigante spinto a servire il Signore più forte. Dopo aver appreso che Cristo era il Signore più potente, prese dimora presso un fiume e iniziò ad aiutare i viaggiatori a passare da una riva all'altra. Durante una notte un bambino gli domandò di essere traghettato. Cristoforo se lo caricò sulle spalle, ma il bambino divenne sempre più pesante. Aiutandosi con un grosso bastone, Cristoforo guadagnò l'altra riva e qui il bambino si rivelò come Cristo e gli profetizzò il suo martirio. San Cristoforo divenne protettore dei viaggiatori e ai piedi del grande santo l'acqua salvifica. I pesci, rappresentati nell'affresco, sembrano veramente uscire da un bestiario medievale con le loro strane e fantasiose fattezze. I piedi di San Cristoforo sono immersi nell'acqua che richiama al fiume Piave, a pochi passi dalla chiesa di Cesana.